Deve essere liberi i nostri pascoli, perché dove andiamo noi? Alla Luna? Non abbiamo dove spostarci noi. Si sono dati appuntamento nella piazza antistante la base militare, si sono spostati in corteo fino alle periferie di Perdas de Vogu. I pastori del poligono, i cittadini di Perdas e Villa Puzzu continuano così la loro protesta contro lo sgombero dai terreni militari, contro la possibilità di spostare migliaia di animali. Gli amministratori si sono uniti alla manifestazione pacifica, tutti insieme per chiedere una soluzione. Ma siamo qua per sostenere una categoria, quella dei pastori, che secondo me in questo momento di difficoltà penso che l'ultima cosa utile sia quella di creare queste condizioni negative. Farli uscire dal poligono senza avere in questo momento delle giustificate motivazioni non credo che sia il caso per me. Beh, siamo qui a manifestare non tanto contro il provvedimento del GIP, perché lui deve fare la sua corsa, solo esclusivamente per dire che questo provvedimento lo riteniamo spropositato nelle dimensioni. Loro, i pastori in prima linea, hanno guidato il corteo dalle vie del centro fino alle periferie, hanno fermato il traffico e poi di nuovo verso la base militare. Base militare all'attenzione della procura di Lanusei. Da oggi i pascoli vanno ufficialmente liberati, ma gli allevatori non possono andare via. No, per niente, rimarranno qua, perché non abbiamo posto dove andare. Devo essere all'unione delle persone di Perdas e anche degli altri posti, che è un dovere.